L'impatto della pandemia sui conti delle 523 cooperative aderenti e le prospettive per il 2022 sono state al centro della conferenza stampa tenuta da Confcooperative Friuli Venezia Giulia nel Palazzo della Regione a Udine, alla presenza dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini. Il comparto ha perso l'1,5% in valore, ma a fronte della lieve crescita della cooperazione sociale più 2% e di consumo più 8,9%, si segnala la forte crisi dei settori cultura e turismo, che hanno perso il 32,5% dei propri ricavi. La pandemia ha avuto un enorme impatto colpendo in particolar modo alcuni settori. L'erosione delle riserve ha compromesso la solidità patrimoniale di molte aziende. È stata la riflessione preoccupata di Daniele Castagnaviz, presidente di Confcooperative Friuli Venezia Giulia. L'occupazione invece ha raggiunto quota 19.753 addetti. Sulle prospettive di ripresa, ha sottolineato il segretario generale Nicola Gallois, pesano i costi di produzione in netto aumento, in primis quelli energetici, ma anche lo scenario internazionale.